non sarà mai vecchio, perché è senza età. Gioca con i frantumi del mondo e i dadi del pensiero come un fanciullo. È il puer eternus, che nasconderà sotto le divaganti superfici pensieri felicemente e festosamente senza centro. Così si esprime Giuseppe Montesano. Savinio senza età può ricavare pensieri da qualunque indizio ed alleggerito dalla loro pesantezza quotidiana, farli lievitare insolitamente tra terra e cielo con il lirismo del laico. Rinunciamo ad un ritorno alla omogeneità delle idee. La dittatura della verità è finita e Savinio politeizza Dio. A differenza di Nietzsche, che lo nega, è al di là del bene e del male, del brutto e del bello, si entra nella sconfinata libertà estetica. Se il dogma scende a patti con la ragione, il cielo precipiterà, l'inutile martello sentenziante. L'uomo, dal multiforme ingegno, nel neorinascimento troverà il piacere della filosofia dei numeri, quella dei presocratici greci, manifestando senza camuffamento il trionfo della ragione, e il cavallo truffatore d'Ettore finirà imbrigliato. Se la ragione illumina le tenebre, perché Savinio usa fondi neri? Lui risponde: la ragione è la stessa che a Cimabue suggeriva il fondo oro. Noi pure, liberi da religioni spirituali, dobbiamo pur chiudere le immagini nella nostra civile religione dentro una zona nobile di reverenza e decoro. Osservando la compostezza dei personaggi isolati, come conviene a chi, oltre una certa età, non legge più libri, non fa più nuove amicizie, né più viaggia. Ci si scambia silenti memorie. E gli uomini con teste bestiali perché? E la ricerca del carattere, di là degli abbellimenti, creature ambigue, come ambigue erano le divinità egizie. Così vediamo un Giove tronizzato ed una Giunone sul sofà. E queste creature son forse doni marini, delle Veneri approdate per il nostro gioire? Paiono piuttosto mostri predeluviani. Chi ha visto le mie pitture, letto i miei libri, udito la mia musica, sa che il mio unico compito è dare parole a chi vuol ascoltarle, forma e colore a chi vuol guardare per intendere. Non avendo verità da comunicare, vi lascio un dono più prezioso della beltà, il dubbio. Lei avvolge in una aureola rosata un decollato dio greco e lo fissa dall'alto in basso, forte della sua erudizione, che vuol comunicare. Comunicare lo fa il prete in chiesa. L'arte è pagana. Irrimediabilmente il regno dell'arte è di questo mondo, in questo mondo. La mistificazione è l'amplificazione del sentimentalismo. Per favore, meno sentimento e più precisione nel dipingere, poiché la pittura ama se stessa. I divisionisti si ravvedano. Non vedo precisione in questo quadro. La macchia sembra nafta gettata sul mosaico, non ombra. Più che isola,
appare una legnosa piattaforma. Naturalismo. Tutto si trasforma. E lei è ancora all'arte del modello? Alla perfezione del Raffaello? Noi, mente e psiche, siamo altrove, bighelloniamo alla soglia del territorio filosofico, siamo flaner mentali senza scopo e meta diversa dal piacere del desiderare. Per la precisione, si diletti a contare le tessere del mosaico. Le sue freddure sono raggelanti. In che pasticcio mi sono cacciato cercando di narrare la sua storia artistica. Son più parole dette che quadri mostrati. Carichi sul suo improvvido vascello la paccottiglia di sciocchezze di cui il suo cervello è ingombro. Non opponga resistenza alle onde, si bagnerà la tolda. Spruzzi le salteranno in faccia e all'orizzonte vedrà solo creste bianche. Bene, si immerga nella sua stanza incagliata al piano nobile ed ascolti l'immenso rumore del mare. Ormai son statua che respira. Stento a restare eretto. L'incertezza, il dubbio che lei, uomo a tutto tondo, chiuso nel suo guscio d'uovo, mi ha trasfuso e mi impedisce di venirle incontro. Mi aiuti a vivere per poter morire. Un giorno noi ci ritroveremo in una grande città del nord. Quella volta sarai tu a venirmi incontro. Dammi la mano e prometti. L'idea della sua mano mi gela il sangue. Non voglio lasciarla mai. Leggimi ed ascolta il tuo cuore. Gran parte delle parole che avete sentito sono, mutandone la disposizione, per l'artifizio artistico di Alberto Sabini.